Nel video di oggi vediamo come Ivanchuk ha spazzato via letteralmente una delle più forti giocatrici di scacchi mondiali. E benvenuti amici di Matto Scacco in questo nuovo video, in questa nuova partita commentata. Ritorniamo indietro nel tempo, siamo nel 1994. Chi sono i due protagonisti sulla scacchiera? Al lato dei neri, lato nella quale noi ci andremo ad immedesimare, c'è Ivanchuk. Non so se lo conosci, ma è uno dei più forti giocatori al mondo ancora viventi e per ben 3 volte è stato il numero 2 al mondo. Quindi è arrivato in finale per contendersi il titolo di campione mondiale di scacchi e per 3 volte purtroppo gli è andata male. Arrivare 3 volte in finale vuol dire che hai veramente la stoffa. Cos'è che gli mancava per essere veramente il campione del mondo di scacchi? Un po' di controllo della propria emotività. Se provate a cercare su YouTube alcuni video di Ivanchuk, lo vedete particolarmente agitato e si mangia le unghie e si gratta e muove le gambe sotto il tavolo. Ha probabilmente questo problema di gestione dell'ansia, ma d'altronde è un genio, perché tutti coloro che sono over 2007 sono dei geni totalmente normali, non devono essere, perché altrimenti a quei livelli non ci puoi arrivare. Dal lato dei bianchi abbiamo Judith Polgar, una delle 3 sorelle Polgar, queste 3 sorelle che diventarono, se non erro, tutte grandi maestro, che avevano poi dimostrato che anche le donne possono essere brave a scacchi ed arrivare ad altissimi livelli. Allora andiamo a vedere questa partita che si è conclusa, ahimè, in sole 26 mosse. Andiamo velocemente in apertura perché non ci interessa tanto vedere quello che è successo in apertura. Questa è una difesa russa giocata in maniera standard e alla fine di queste mosse d'apertura finalmente inizia a vedersi qualcosina. Grazie a questa manovra ora il nero inizia a fare pressione su questo pedone centrale. Come lo si difende questo pedone centrale? Si indietreggia con l'alfiere, però poi magari ti cambia il cavallo sull'alfiere. Qui invece Judith decide di giocare cavallo di 2 per difendere più volte questo pedone. A5, donna F3. Adesso la donna è uscita, sembra che sia in posizione aggressiva e possono esserci attacchi ovviamente combinati verso il punto in G7. Alfiere G4, sviluppando un pezzo attaccando la donna che se ne va e ora ritirata strategica. Ora questa mossa può sembrare sbagliata, ma non lo è. Nelle configurazioni delle partite con E4 e 5, quindi tutto quello che può derivare, partita italiana, partita spagnola, difesa russa, spesso e volentieri questo alfiere in C4 è talmente forte che il nero, pur di rimuoverlo, porta il proprio alfiere campo chiaro in E6, con l'idea che se tu mi catturi, è vero che qui c'è un'impedonatura, cosa che andrebbe sempre evitata, ma almeno mi sono messo al sicuro su quella diagonale. Non solo ho aperto la via alla mia torre e un domani io potrò sdoppiarmi questi pedoni grazie alla spinta di 5. Cattura, cattura e i pedoni si sdoppiano. La partita però non va così. Dopo alfiere 6 Judith Polgar non ci sta e decide di ritirare il proprio alfiere in F1. Forse troppo passiva, chi lo sa. Cavallo H5, si attacca alla donna e il cavallo si presta a prendere questo bellissimo avamposto in F4. Sei alla ricerca di una scacchiera in legno professionale? Vienici a trovare su mattoscacco.com, scoprirai le nostre scacchiere artigianali da torneo. Donna F3, cavallo F4. Perché questo è un avamposto? Un avamposto è una casa buona, solitamente per avamposto intendiamo il piazzamento di un pezzo leggero e in particolar modo del cavallo in una zona avanzata della scacchiera e siamo oltre la nostra metà campo, quindi è un avamposto a tutti gli effetti e non può essere minacciato da pedoni. E tu mi dirai, beh, ma questo può essere minacciato da pedoni, quindi si può scacciare via il cavallo, quindi non è un avamposto. No, è un avamposto comunque perché se tu mi scacci via col pedone crei un indebolimento all'interno della tua struttura e noi sappiamo che 3 pedoni dell'arrocco possibilmente non andrebbero mai spinti e tu lo spingi in qualche modo, io me ne torno, è vero che devo fare magari una mossa di ritirata, ma me ne torno a casa felice perché ti ho fatto disfare un pochettino l'arrocco.
La partita prosegue con cavallo C4, F5. Ovviamente ora il piano del nero è quello di attaccare. Ricordiamoci sempre un principio molto importante: il pedone più avanzato del proprio schieramento, in particolare della propria catena di pedoni, vuole sempre essere affiancato da un altro pedone. Quindi qui il piano di gioco, diciamo, esce abbastanza spontaneo: F5 con attacchi a raggi X sulla donna, cattura e cattura di torre con attacco a raggi X. Cavallo in E3 minacciando questa torre, così con l'idea che se tu mi catturi qui io ti prendo la torre. Purtroppo questa mossa non funziona. Questo è il primo errore abbastanza grave per una giocatrice del livello della Polgar di 2600 punti. Arriva sacrificio su G2, attacco a raggi X sulla donna. Ovviamente la donna non può compiere questa operazione perché altrimenti si perde la donna. Dunque la partita prosegue con cattura, cattura, per ora siamo in parità, donna E2, ti catturo il pezzo, mi catturi il pezzo. Alla fine di tutto ciò siamo pari come materiale, come pezzi leggeri eccetera, ma il nero ha un pedone in più. Non solo, puoi vedere benissimo che la struttura pedonale del bianco non è granché. Perciò è il momento di attaccare donna F6 e probabilmente andremo a portare anche l'altra torre in attacco. Alfiere G2 per creare un pochettino una barriera dagli attacchi frontali, ma l'attacco frontale comunque arriva poiché questo alfiere risulta essere inchiodato, non può muoversi. Re H1 per schiodarsi, torre F8, tutti i pezzi in direzione del re. Ora sembra esserci qualcosa di promettente, anche se ancora non si capisce come. B4 e ora una persona normale sposterebbe il cavallo per rimanovrarlo, non so, robe del genere, o comunque cercherebbe di risolvere un po' la posizione qui. Un genio, il genio va oltre. Alfiere in E4 con attacco e minaccia di matto. Su una mossa come alfiere per, qui semplicemente cavallo, e ora manca l'unico difensore del re, cavallo più torre diventano troppo forti e qui la situazione sarebbe poco gestibile. Il motivo per cui la Polgar decide di giocare F3 cercando di mettere ulteriori difensori. Ora sembra che l'attacco del bianco sia sfumato. Abbiamo tra l'altro due pezzi sotto, uno che è l'alfiere, uno che è il cavallo. Sembra che perderemo uno dei due pezzi, magari alfiere per pedone, alfiere per, torre per, e poi magari riesco a catturarti il cavallo, chi lo sa. Ma qui arriva il colpo di genio. Ti lascio 5 secondi per vedere la mossa. Se vuoi metti anche in pausa il video. E il genio è il sacrificio di torre in F3. Ovviamente questa torre non si può catturare, poiché a seguito della cattura arriverebbe lo scacco matto. La regina e l'alfiere controllano tutte le case di fuga. Motivo per cui sul sacrificio di torre ovviamente la Polgar non cattura ma gioca donna E2 con l'idea di alla prossima di catturare questa torre, ma arriva un'altra mossa da 2 punti esclamativi che è donna in G4. Questa mossa è spaziale, finalmente si controlla la torre 2 volte, ma in realtà c'è un'idea molto sottile dietro questa mossa che la Polgar non vede. B per C5 si sfrega già le mani il bianco dicendo finalmente sono andato in avanti di materiale, ma attenzione che arriva la devastante torre in F7, una delle mosse più difficili in assoluto da vedere, penso in tutta la storia scacchistica, e il bianco abbandona. Perché il bianco abbandona dopo una mossa di questo tipo? Una ritirata semplice. Allora, innanzitutto c'è un doppio attacco qui, ricordiamocelo, un attacco sulla donna e possibilità di entrate su F1. Se la donna smette di controllare F1, per esempio catturando la donna, arriva lo scacco matto, perché la torre da scacco e non può essere catturato perché questo alfiere è inchiodato. Quindi ricordiamoci di questa inchiodatura. Quindi la donna non può lasciare F1. Se la donna va invece lei a catturare l'alfiere, a questo punto c'è donna in D1 con la stessa idea di matto. Ovviamente puoi interporre davanti qualcosina, ma poi la partita finisce. Credo di aver visto tutte le possibilità. Altre possibilità
Niente, questo alfiere inchiodato non può muoversi. L'unica cosa che si potrebbe fare è spostare il re, perdi la regina, spostare la regina da altre parti. Niente, perché... Ah, ok, dovresti provare a spostare la regina qui per mantenere l'attacco di matto, scusami, l'attacco di matto qui sopra, ma purtroppo, se abbiamo detto più volte, se la regina lascia incontrollata la casa F1, arriva il matto. Insomma, è stata una partita ricca di mosse speciali che sono state molto silenziose, ma ci sono state. Rivediamole velocemente. Primo colpo tattico, che è stato questo. Cavallo per G2, si va in vantaggio di un pedone. Seconda mossa speciale è stata questa. Portare l'alfiere lasciando in sacrificio questo cavallo. Terza mossa speciale, torre per F3. Quarta mossa speciale, la silenziosissima donna G4, che sembra una mossa che vada solo a difendere la torre, ma c'era questa fantastica torre F7 che... Mamma mia, che paura! Mamma mia, che paura! E cosa gli vuoi dire a un giocatore che ti ha giocato in questo modo? Che cosa gli vuoi dire? Bravo, complimenti, abbandono, prenditi i miei punti elo e fanne ciò che vuoi. Bellissima, bellissima partita. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, una partita veramente rara. È difficile spazzare via un giocatore da 2600. All'epoca Polgar aveva 2630 punti, è stata spazzata via in 26 mosse. Col nero, col nero, dal nero, fantastico. Bene, noi ci vediamo quindi nel prossimo video. Ti ricordo che su Mattoscacco, se vai su mattoscacco.com, trovi un sacco di risorse scacchistiche, articoli gratuiti, video lezioni, video corsi, scacchiere in legno, insomma tante robe per gli appassionati di scacchi. Noi ci vediamo prossimamente, sempre qui sul canale YouTube di Mattoscacco. Ciao!